Lo Ferragosto è una festa importante, una festa fatta di più avvenimenti, di gente allegra, festosa e vagante, dovuto premio di un anno stressante. Di incontri, di scontri, di amici e parenti, di gente scarsa o di gente importante. Scendono a massa le nostre migranti, con i turisti e i villeggianti mettono tanta allegria nei presenti. Lo Ferragosto è la festa per svagare, per chi lo scarso e per chi lo può fare. La gente preveduta per chi lo va a fare, lo mare, la montagna o la certa che va a fare. Con resta casa, con in montagna, con in marina, con cerca posti, non è meglio ristorarsi, come è fatto, i ricchi e i scarsi. Lo scarso suda, si ammazza, travaglia, si cervella, come portare avanti la famiglia. Lo ricco sfrutta, si ingrassa, si diverte, si arricchisce, l'uomo lava come preferisce, ma non so chi le cose contorte, parliamo quali, ma ne divide la sorte, con cangi, qua ridi, così diverte e cospira dalla sorte. La vita avevamo di diritti e di torti e riservata avevamo ognuna la nostra sorte, però è bella la sera dopo 14 notti, la spiaggia è tutta china. C'è gente da ogni parte che passia, parla, controlla, parla, dice le fesserie e si diversi. L'orchestra fanno sfoggio, con i palo e le bozze, si conclude con lo spettacolo un bagno di mezzanotte.